Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Qui a Europarlamento con ospite di oggi l'onorevole Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito con una prima notizia che ha fatto discutere parecchio nei giorni scorsi, ovvero sia quella della Commissione europea, del Consiglio d'Europa, anzi, che ha invitato il governo italiano a studiare il razzismo tra le forze di polizia. Quindi la Commissione ECRI, che è la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza dell'organismo di Strasburgo, suggerisce infatti al governo di verificare i casi di proliferazione razziale. Come la commenti? E ancora una volta un organismo internazionale autoreferenziale scollegato dalla realtà come il Consiglio d'Europa lancia accuse infondate contro l'Italia e addirittura parlano di profilazione razziale da parte delle nostre forze dell'ordine, come se le nostre forze dell'ordine, la nostra polizia facesse una profilazione razziale prima di fare degli interventi. E questa è chiaramente una menzogna gravissima, vergognosa, che offende il lavoro quotidiano di tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno rischiano la vita per proteggere tutti noi e proteggono senza distinzione di razza, di origine o di colore della pelle. Quindi credo che questa accusa e polemica del Consiglio d'Europa sia, oltre che infondata, veramente vergognosa. Questi burocrati strapagati con i soldi dei contribuenti non si preoccupano di condannare chi non rispetta la legge, ma accusano l'Italia di razzismo e in base a pseudo report ideologici. Quindi questo è inaccettabile. Faccio una domanda provocatoria, un po' provocatoria. Ha senso oggi avere all'interno di un organo di Strasburgo come questo una Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza? Non è che diventa troppo pericolosa, perché poi abbiamo visto, sono uscite quelle del Presidente della Commissione che diventano anche pericolose sotto un certo punto di vista in un momento in cui c'è già tanta intolleranza verso la polizia e le nostre forze dell'ordine. Guarda, rispetto al Consiglio d'Europa io condivido pienamente le parole di Matteo Salvini. È un carrozzone inutile che andrebbe abolito. E devo dire che il gesto del presidente Mattarella, che ha ricevuto il capo della polizia Pisani al Quirinale e che ha voluto esprimere stima e fiducia nei confronti di tutte le donne e gli uomini in divisa, è un segnale chiaro anche rispetto a questa polemica. Quindi certi carrozzoni europei neanche direttamente eletti dai cittadini andrebbero sicuramente aboliti. L'unico organismo europeo che è eletto direttamente dai cittadini attraverso anche le preferenze è il Parlamento europeo e infatti diciamo che il confronto è più democratico o comunque ci sono delle voci dissonanti che si levano come la nostra, quella dei patrioti. Sugli altri carrozzoni, ecco, per me bisognerebbe sicuramente ridurli. Sempre rimanendo in Europa, in particolare a Berlino, sul tema del woke che sta andando tanto negli ultimi anni, c'è stata l'ennesima follia, no? A Berlino, infatti, la Venere nuda è stata, diciamo, hanno detto, è stato stabilito di mandare via la Venere nuda perché è sessista e in questo modo quindi la maternità viene deturpata. Cosa ne pensi di questo? È una deriva progressista pericolosa quella che sta prendendo l'Europa? La rimozione della copia della Venere dei medici da un ufficio pubblico tedesco, perché giudicata sessista, è un altro inquietante capitolo della follia woke, della follia perbenista. In nome di un'ideologia distorta si arriva a censurare addirittura l'arte classica, a nascondere la bellezza, vogliono riscrivere la storia. Questa è una barbarie culturale che ricorda più i talebani che l'Europa della civiltà a cui siamo comunque abituati e che dovremmo difendere. E quindi è assurdo, poi da Toscana, insomma, la Venere dei medici non è pornografia, non è prevaricazione, è arte, è cultura, è identità, è parte del patrimonio millenario
che l'Italia ha donato al mondo e trattarla come un oggetto da coprire è un insulto non solo al nostro passato, ma alla nostra libertà. Ci stiamo trasformando nell'Europa dei talebani, non nell'Europa del Rinascimento, della civiltà e della cultura che siamo sempre stati, che dovremo difendere con i denti e con le unghie. Abbiamo visto anche, facendo anche un paragone calcistico, l'ultima finale di Champions League, abbiamo visto il pugile musulmano, islamico, che non ha neanche stretto la mano nei confronti alla giornalista donna che la stava tenendo. Questo è anche pericoloso, no? Perché da un lato si cerca di imporre una cultura progressista dove non esiste la famiglia o tradizionale come la intendiamo noi, dove le statue vengono coperte, dall'altro c'è una mancanza di rispetto nei confronti delle donne, però allo stesso tempo c'è comunque un paradosso perché poi festeggiamo tutti la festa della donna. E quando si verificano delle violenze nei confronti delle donne, che siano anche solo minacce o gesti come questo, tutti stanno, diciamo, zitti, no? Cosa dici su questo? È un'ipocrisia di fondo veramente pericolosa, come dici tu giustamente. Le violenze, secondo le progressiste di sinistra, le femministe di sinistra, vanno condannate soltanto se a commetterle è l'uomo maschio, bianco, europeo. Ma questo è assurdo, questo è assurdo. Anzi, negare che c'è anche una ragione culturale dietro e religiosa dietro alle discriminazioni nei confronti delle donne, purtroppo anche in Europa, è nascondere la realtà, mistificare la realtà. Invece bisogna anche dare un nome e cognome a questo tipo di fenomeni e di violenza per poterle combattere, perché altrimenti si rischia soltanto di vedere una parte. Per carità, nessuno nega che le violenze domestiche ci siano anche tra le famiglie europee, tra gli italiani, e sia un problema anche quello culturale da combattere con strumenti diversi. Ma non bisogna però sottacere quelle discriminazioni di genere, sessuali che ci sono nel mondo islamico e sempre più presenti e sottaciute dalle femministe, quindi ancora più pericolose. Perché se noi si combatte soltanto una parte e l'altra la dimentichiamo, è chiaro che questo fenomeno continua a crescere e invece deve essere estirpato. E quindi chi non fa battaglie ipocrite c'è, sono le esponenti, in particolare gli esponenti della Lega in Italia e dei patrioti in Europa. Quindi noi contro l'ipocrisia woke ci battiamo ogni giorno. Sempre rimanendo sul tema, negli scorsi giorni abbiamo letto del professore del liceo che ha insultato, minacciato la figlia della Meloni, poi ha dato la colpa a ChatGPT, all'intelligenza artificiale, e poi a quanto pare ha tentato anche il suicidio. Però al di là del gesto grave, comunque ci sono sempre più minacce nei confronti degli esponenti politici. L'hai ricevuta anche tu nei giorni scorsi, se non sbaglio, minacce di morte sui social e insulti sessisti. Sicuramente va la nostra solidarietà. Vuoi dire due parole a riguardo? Sì, purtroppo sui social c'è sempre una violenza crescente e minacce crescenti rispetto ai leader o agli esponenti di destra, di centrodestra, che denunciano, ecco, certi fenomeni. Io ho ricevuto minacce recentemente da, insomma, cittadini non italiani, ma insomma di origine straniera, e quando un anno fa feci una campagna manifesti rivolta alle donne musulmane col messaggio in arabo e in italiano: "In Europa gli stessi diritti di tuo marito", ho ricevuto anche lì minacce molto pesanti, tra cui "balleremo sulla tua tomba", "ti ammazziamo", eccetera, no, quindi minacce di morte, insulti sessisti e anche videochiamate notturne alle 3 di notte dopo queste minacce. E io ho denunciato tutto alle autorità che stanno lavorando per risalire agli autori, però naturalmente io non mi lascio intimidire. La violenza verbale è il segno di chi non ha argomenti e cerca di zittire chi la pensa diversamente. Io, come ho sempre fatto, continuerò a dire quello che penso, senza paura, soprattutto sul pericolo di islamizzazione che incombe sull'Italia e sull'Europa. Quindi io ringrazio innanzitutto le forze dell'ordine per il loro lavoro,
tutti coloro che mi hanno espresso la solidarietà, anche da ambienti politici, devo essere onesta, opposti al nostro. E questo dimostra che di fronte all'odio non esistono bandiere, ma un rispetto per la democrazia. A chi minaccia rispondo che non mi fermeranno, non ci fermeranno. Bisogna continuare a difendere ancora di più la nostra libertà, i nostri valori, la nostra identità, perché la verità e anche il coraggio non si cancellano con qualche messaggio su internet. Ci sono tanti esempi nella storia che ce l'hanno dimostrato e noi dobbiamo perseguire con grande coerenza e grande determinazione quello che noi sentiamo di dover dire e di dover combattere perché è giusto. Va bene, assolutamente d'accordo. Grazie all'onorevole Susanna Ceccardi e buon proseguimento. Grazie a voi, a presto. Qui